Signore e signori, buonasera, benvenuti e un grazie immenso da Sicilia Cuore Mio, da noi a voi, per essere venuti, per essere stati sensibili al nostro invito e richiamo, soprattutto sempre come diciamo noi, in nome di Mamma Cultura. Allora stasera ci ritroviamo qui ad Aci Trezza, in questa location che voglio dire parlerà anche da sola. Perché? Per un motivo importante. Allora, vorrei un attimino qui con me Antonino Magri, nonché Ninni, ovviamente accompagnato da un forte applauso che lo accoglie. Ti bacio, mi pare magari giusto. E niente, dovete sapere che per quanti non lo sanno, saranno pochissimi, lui è un poeta riconosciuto in tutto il mondo. Lui viene premiato con la Melano d'Argento, viene premiato con Sicania, a parte che nel mondo letterario è conosciuto e non solo. E allora il 3 ottobre del 1991 lui ha questa brillante idea, fonda Maranzatomo e lo fa in via Teatro Massimo numero 17. Con questa cosa ti giochi il paradiso. Che cosa mi vuoi dire? Bene, allora fai conto che sei davanti a Dio e lui ti concede come premio 10 minuti per spiegare cos'è Maranzatomo. Diciamo che il Maranzatomo nasce in un momento storico in cui sono in auge diverse associazioni culturali, di cui tra le più prestigiose c'è Arte e Folklore di Sicilia, condotta da Alfredo Danese, e stasera abbiamo l'onore di avere qua il figlio di Alfredo Danese, che ringrazio per la sua presenza. E nasce nel 1991, nasce agli albori e poi viene registrato ad ottobre. Perché? Perché nasce da una costola di una associazione precedente, che era l'associazione d'arte e poesia Antonino Bulla, morto diciamo il fondatore dell'associazione, e un po' tutti i poeti erano sbandati, allora li ho raccolti e ho fondato questa associazione Maranzatomo per continuare quello che noi facevamo lì, quindi per perpetuare gli ideali di Antonino Bulla. E questa associazione è nata dalla forte volontà di 3 persone: il sottoscritto, Salvo Caruso e la signora Elena Amore, che è una delle fondatrici e che stasera abbiamo l'onore di avere qua, e io devi alzarsi un attimino e di fare un applauso. È uno dei fondatori del Maranzatomo. Perché t'amo di Antonino Magri. Se come una rosiggia profumata, cad una pace, coeti e tenerezza, con neca spunti passa la tristezza, perché lo tuo contare è serenata. Si piega poi la rima sin capezza e l'arti pure bene si fasciata, la sinfonia di la tua suonata apri i cuori che tu una contentezza. Ti porto sempre dentro all'arma mia e giorno e notte sento il tuo chiamo, perché mi duci stare insieme a te. Fino alla morte, ciato a ciato stamo, e quando la tua musa toppolia, rispondo sì, poesia, perché t'amo. Signore e signori, Alessio Patti qui con noi. Ricominciare da dove abbiamo smesso, però con un ospite d'eccezione al tuo fianco, perché Maranzatomo non è solo fatto fortunatamente di poeti amici,
ma è fatto anche di persone che dall'esterno sono amici a prescindere di Ninni Magri, e questa è una cosa importantissima. Significa che Antonino Magri per noi tutti Ninni, perché amo Ninni, lo possiamo dire, no? Ormai è una cosa che lo sanno tutti, amo Ninni. È veramente una persona splendida, una bella persona, una persona che merita, soprattutto uno dei sentimenti più preziosi che Dio ci ha dato la grazia di conoscere e chi in grazia di Dio ha avuto la fortuna di poter riconoscere, e parlo dell'amicizia. Vogliamoci bene. La parola è un'altra volta a Ninni Magri. A questo punto sono emozionatissimo, avere qua al fianco Alessio Patti non è cosa da poco. E ti ringrazio tantissimo, ora spero di riuscire a continuare, va bene? Allora, dicevamo che il Marranzatomo su questa scia nasce nel 1991 e perché si chiama Marranzatomo? Perché la parola è una parola composta da due parole, marranzano e atomo. Il marranzano noi lo sappiamo, appena lo sentiamo lo colleghiamo alla Sicilia, va bene? Quindi rappresenta il meglio, il cuore della Sicilia di ieri, le nostre tradizioni, la nostra cultura passata, e atomo. E l'atomo è l'era atomica che stiamo vivendo, quindi il cuore, il meglio della Sicilia di oggi, che si propaga, vedete? Si propaga un po' in tutte le direzioni. Infatti lo stemma del Marranzatomo non è uno stemma a caso. Voi vedete una Sicilia fatta graficamente dorata, una Sicilia d'oro, e il cuore, il nostro cuore, praticamente è il nucleo di un atomo, va bene? Attorno ci sono delle ellissi e su queste ellissi girano dei marranzani. Quindi girano in tutte le direzioni e espandono la voce di Sicilia un po' in tutto il mondo, e vedremo che in effetti è stato così. E questo Marranzatomo, poi questo marranzano, diciamo, questo stemma ha tre marranzani, uno rosso in cima che rappresenta l'ardore, il coraggio, la focosità del popolo siciliano, la determinazione. Poi ce n'è un altro verde che rappresenta la pazienza, rappresenta la sapienza, rappresenta la cultura del popolo siciliano, e l'altro è il rosa, rappresenta le donne, poiché le donne hanno avuto un ruolo importantissimo nella storia di Sicilia. Si può dire che la storia di Sicilia l'hanno fatta le donne. Ecco, questa è la simbologia dello stemma del Marranzatomo, e il suo motto è fedele allo stemma. Infatti il motto del Marranzatomo è "Damo voci alla Sicilia", e nasce per questo. E allora, l'Associazione Culturale Marranzatomo opera da 27 anni, sono 27 anni adesso, sul territorio catanese, diffondendo la nostra cultura regionale e incrementando la crescita e la diffusione della poesia siciliana, poiché sostiene che un'associazione culturale, per ritenersi tale, deve diffondere le proprie conoscenze fuori dalle proprie mura, non deve rimanere un ghetto, ed a questo scopo ha creato la sua rivista Marranzatomo, che, collaborata da firme prestigiose, è definita dalla critica un'autentica antologia della sicilianità. È nata nel 1992 in contrapposizione a quei mass media che definivano la Sicilia solo ed esclusivamente come terra di mafia. Ricordiamoci, l'anno 1992 era l'anno delle stragi, delle grandi stragi. E quindi in contrapposizione a questi mass media
perché noi volevamo che si diffondesse la voce che la Sicilia è innanzitutto una terra ricca di storia, di cultura e madre di grandi personaggi, e tramite essa ha diffuso il meglio della cultura regionale, grazie a questa rivista, in ben 3.000 scuole siciliane, di cui alcune lo hanno adottato come materiale didattico per lo studio della nostra cultura regionale. Poi ha diffuso questo periodico, che era bimestrale, questo periodico in tutta Italia e poi in ben 28 nazioni estere. Quindi considerate, è stata una diffusione mondiale. Praticamente ha portato i valori della Sicilia nel mondo, in contrapposizione a quanto dicevano i mass media. Questa rivista è durata dal 92 al 97 e poi è stata relegata in 3 eleganti volumi Marranzato, di questo ti faccio dono. Grazie. Bene? Ma quando questa rivista è morta, l'associazione si è posta il problema: e ora come continuare a diffondere la nostra cultura fuori dalle mura dell'associazione? E allora ha creato un piccolo giornalino, faceva soltanto 5.000 copie, va bene? E questo giornalino, dal titolo Catania Nostra, in cui era raccolta, la nostra cultura catanese e siciliana in genere, va bene? È stato diffuso in tutta la città di Catania. Pensate, lo davamo da distribuire gratuitamente ai giornalai, lo davamo in farmacia, dal dottore, dal barbiere, così si diffondeva, per diffondere la cultura. Questo è stato lo scopo della principale della nostra associazione. Ma non ci siamo limitati soltanto a questo. Il suo scopo, oltre a questo, è stato anche quello di scoprire e portare alla luce nuovi talenti nel campo dell'arte, della poesia e della cultura, e coadiuvata da validi e autorevoli collaboratori, lo ha fatto, dando vita a centinaia di manifestazioni culturali in questi 27 anni, manifestazioni di vario genere, dalla presentazione di libri a serate musicali, dalle mostre artistiche con artisti della levatura, ad esempio di Vittorio Ribaudo, del maestro Vittorio Ribaudo, o del maestro Ranno, del maestro Donzella, quindi gente di rilievo, solo per citarne alcuni, a quelle museali, dalle conferenze di vario genere tenute da vari operatori culturali o da docenti universitari del calibro del professor Santi Correnti o del professore Giuseppe Gulino, ma anche da luminari della medicina, perché si occupava anche del sociale. Ad esempio un seminario di medicina l'ha fatto il professore Mauro Abbate sui problemi di cuore e la donazione degli organi, oppure il professore San Filippo che ha parlato del cancro del colon e la sua prevenzione, o il professore Antonio Pavone che ha parlato dei problemi della vecchiaia e dell'ictus. Per dire, ecco, anche sul sociale ha cercato di portare un contributo. Da queste conferenze di vario genere ai recital di poesie, ha organizzato anche concorsi di poesie, ha organizzato raduni poetici regionali e anche nazionali, eccetera, prendendo contatti e attivando vari operatori culturali in tutta Italia e all'estero. Ma i tempi purtroppo sono cambiati. Questo lo ha fatto in passato, lo ha fatto con molto amore, con molto entusiasmo, ma i tempi sono cambiati. E sono cambiati per tutti. Quindi, dopo 27 anni di dono perenne di se stessa, oggi l'Associazione Culturale Marranzato non limita necessariamente la sua attività all'incontro e all'aggregazione di poeti. Le sue riunioni, che sono sempre aperte al pubblico comunque, sono suddivise in un'ora dedicata alla cultura e un'ora dedicata alla declamazione delle poesie dei poeti presenti.
Mi chiedevi tu l'altra volta di dire quali sono, diciamo, gli argomenti che abbiamo trattato nell'ultimo anno e mezzo, va bene, da quando seguiamo questa linea. Allora, i temi recentemente trattati per l'ora dedicata alla cultura sono stati di vario tipo, ma sempre, diciamo, temi inerenti alla conoscenza di argomenti di interesse comune dei soci. Si è parlato infatti di metrica e delle sue peculiarità, della vera differenza tra la poesia tradizionale e il verso libero, della zavorra nella prima stesura di una poesia e del lavoro di rima che il poeta deve fare, quindi veramente argomenti molto tecnici. Si è parlato inoltre della creazione della metafora, si è parlato della variazione dei versi, della prima infarinatura sulla formulazione di una canzone, tema realizzato grazie alla preziosa collaborazione del poeta e paroliere Biagio Fichera, che abbiamo l'onore qua di avere presente e che ci ha onorato veramente in tutta Italia. Lui è un paroliere, uno scrittore di canzoni formidabile, che ringrazio. Ma si sono trattati anche argomenti di storia siciliana, come il Re Borbone e le statue senza testa presenti nella città di Catania. Molti non sanno la vera storia di quell'estate. Gente varia, come quella che circonda la via discesa dei giudici, la calata dei giudici, che c'è a Palermo, qual è la sua leggenda, la sua storia. Oppure quelle narrate nei lampioni di Piazza Università a Catania. Se ci avete fatto caso ci sono delle storie nei lampioni. Va bene? Si sono ricordati poi, fornendone un'ampia biografia e dove si è potuto anche dei libretti, si sono ricordati poeti siciliani illustri del nostro passato, come Giovanni Formisano, Giuseppe Nicolosi Scandurra, Antonino Bulla e il più recente Nino Marzano. Ci sono stati momenti felici di agate tra i soci presenti. Questo è il Marranzatomo oggi e questo fa. Ma soprattutto e da sempre crea legami di fraterna amicizia tra le persone, costituendo nel suo seno un'autentica famiglia di artisti. Grazie. Le ultime parole che il nostro Ninni ci ha appena detto, io non solo le confermo, ma sono orgogliosa di averle potute provare in prima persona. Detto questo, abbiamo sentito parlare Ninni ovviamente della sua creatura, quella che è Marranzatomo, essendo creature come un figlio, come una figlia, quindi diciamo che tutti i figli su pezzicore, no? Quindi ci ha parlato di un pezzo di cuore suo. Ma adesso io la parola la vorrei cedere. Vorrei farlo intervenire, Alessio, semplicemente perché mi piacerebbe sentire la versione da parte di un amico di Marranzatomo, di chi ha vissuto Marranzatomo e conosce Ninni, a prescindere da quello che ha detto finora Ninni. E quindi ascoltiamo Alessio Patti. Un applauso, grazie. Posso dire una cosa riguardo a Ninni Magri? Molti poeti, colleghi, amici si vantano dei molti premi acquisiti, del percorso acquisito, fatto in ambito poetico. Io devo dire che l'averti avuto accanto per la presentazione di Chiaria e come prefatore, l'esserti accanto in questo momento, per me è il premio più grande della mia carriera. Bravo! Non mi interessano tutti gli altri. Avere accanto un artista come lui, un galantuomo come lui, una persona, guarda, lui potrebbe anche non parlare. Basta guardare questa persona e l'arte si esprime da sola. Ecco, quindi io non è che ti voglio fare complimenti per farti arrossire, ma dico veramente che tutti quelli che ti conoscono potrebbero dire le parole che in questo momento sto esprimendo io. Perché è un sentire comune, non è così? Vero! È così. Quindi per noi siciliani, per la Sicilia, è motivo di orgoglio avere un artista magnifico come Antonino Magri. Per me è il più grande poeta vivente siciliano. Poi ce ne saranno molti altri altrettanto bravi, però lui
la sua passione, il suo percorso, quello che ci ha donato nel tempo con il Maranzatomo e con il suo impegno personale veramente così grande, così importante, che chiunque dovesse ancora oggi cogliere tutta questa esperienza può essere per se stesso e per gli altri un contributo eccezionale per iniziare, fare meglio e fare un percorso importante in poesia. Bisogna attingere all'esperienza di persone che hanno veramente dato tantissimo, come Antonino Magri. Grazie, bravo. Okay. Grazie Alessio.